Ma un'importanza molto forte, è stato scelto dall'ufficio scolastico perché è un istituto numeroso e quindi abbiamo scelto gli istituti più numerosi. Noi andremo a testare circa 11.000 studenti ogni 15 giorni per un totale di 23.000 tamponi molecolari salivari che verranno effettuati, perché ricordiamo che utilizzeremo i tamponi molecolari salivari che sono la novità assoluta, che poi devono andare in laboratorio per essere refertati. Ma è importante per capire se il virus c'è e se il virus circola e soprattutto bloccarlo, e quindi poi mettere in atto tutti i nostri piani di sanità pubblica, contact tracing, chiusure, quarantene e quant'altro, in modo da evitare il più possibile invece delle chiusure totali, ma soprattutto la didattica a distanza. Che aspettative avete su questo screening? Ma abbiamo un'aspettativa, noi abbiamo già avuto l'esperienza l'anno scorso su alcune scuole con questa metodologia che ci ha aiutato effettivamente a capire come e quanto il virus circola e poi mettere in atto tutta una serie di azioni.